Benvenuti, oggi è martedì 13 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 19:55. La luna sorge alle 14:46 e cala a mezzanotte e 1. Oggi si celebra Sant'Ippolito. Il nome Ippolito ha origine greca e significa che scioglie i cavalli. Oggi, 13 agosto, è la giornata mondiale dei mancini, un'importante occasione per riconoscere e celebrare le peculiarità dei mancini, istituita nel 1992 dai Left Handers Club. In un mondo pensato principalmente per chi utilizza la mano destra, essere mancini significa dover affrontare difficoltà di diverso tipo ed entità. La creatività e l'intelligenza nel risolvere tali problemi può portare ad una memoria episodica più sviluppata e a prestazioni sportive che sovvertono alcune dinamiche, rendendo i mancini avversari temuti nel tennis, pugilato, scherma e tantissimi altri sport. Sono 71 le candeline per Rosalino Cellammare, meglio noto come Ron. Brucia le tappe della carriera artistica e a soli 16 anni partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Nada, mentre l'anno dopo si presenta a Un disco per l'estate col brano Il gigante e la bambina, firmato da Lucio Dalla. Il sodalizio col cantautore bolognese segna la sua maturazione con la produzione di Piazza Grande, cavallo di battaglia di Dalla. Nel 1980 pubblica il primo album come Ron e 2 anni dopo trionfa al Festival Bar con Anima. Nel 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni vince Sanremo in coppia con Tosca. Festeggia 66 anni Domenico Dolce, lo stilista siciliano fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana. Fin da piccolissimo fa lavoretti nella sartoria del padre e a 6 anni cuce i suoi primi pantaloni. Nel 1981 avvia il sodalizio professionale con Stefano Gabbana e nel 1985 i due presentarono la loro prima collezione di moda a Milano. Nel suo lavoro sono innumerevoli le ispirazioni siciliane. Infine, oggi compie 45 anni l'attrice polacca Kasia Smutniak. A 17 anni inizia la carriera di fotomodella e viene chiamata da un'agenzia milanese che le apre le porte della moda e soprattutto della pubblicità. Nel 2000 debutta al cinema col ruolo di protagonista in Al momento giusto, esordio alla regia di Giorgio Panariello. È sul set di Radio West nel 2003 che conosce Pietro Taricone, ex Gieffino che diventa il suo compagno. I due hanno una figlia e rimangono insieme fino alla tragica scomparsa di lui nel 2010. Due uomini che si baciano. È l'immagine più famosa di quel che resta del muro che ha diviso la città di Berlino per ben 28 anni. I protagonisti raffigurati sono il leader sovietico Brezhnev e il presidente dell'allora Repubblica Democratica Tedesca Honecker. A partire dal 13 agosto del 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due attraverso un muro eretto secondo le autorità della Germania dell'Est per evitare le invasioni dall'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente. In quasi 30 anni saranno decine i morti tra coloro che tenteranno di scavalcarlo. Sapete fino a dove arrivano le radici di un albero? La loro estensione è grosso modo uguale a quella della chioma. La profondità a cui possono arrivare però dipende dal tipo di pianta e dal terreno in cui vive. Quelle del Combretum imberbe, un albero che cresce nelle zone aride dell'Africa, per raggiungere l'acqua si sviluppano fino a 60 metri sottoterra. Per rendervelo più chiaro è più o meno quanto un grattacielo di 20 piani. Buongiorno ai 12.
La Luna oggi è in opposizione ad Urano, il pianeta dell'elettricità e del decisionismo. Cosa vuole fare la Luna di oggi? Scopriamolo insieme. Ariete, decisamente la Luna vi sospinge a prendere posizione e anche a essere un pochino più diretti nel dire al partner le cose che pensate, le cose che volete, anche quando non siete proprio in accordo. E comunque è una Luna che vi porterà tanto decisionismo. Toro, non è una giornata ideale oggi proprio perché la Luna opposta ad Urano nei vostri gradi zodiacali crea un po' di tensione e nervosismo, ma non solo, non vi mette nelle condizioni di seguire l'agenda dei vostri programmi ed è soprattutto col partner che spesso sarete un po' irritabili, pazienza. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede una tensione zodiacale che vi riguarda semplicemente come sensazione, molto probabilmente qualcosa nell'aria vi colpisce, qualche suggestione romantica o semplicemente un'attrazione non proprio programmata. Cancro, la giornata di oggi vede la vostra luna alle prese con un'opposizione uraniana e una quadratura al sole. È decisamente un po' più interessante la situazione in famiglia proprio perché nell'amore e nell'ambito familiare si devono oramai prendere delle decisioni importanti che avete lungamente rimandato, probabilmente anche riflettere un po' meglio su quanto il vostro percorso affettivo sia maturato sarà utile. Leone, la giornata di oggi somma un po' due grandi nemici zodiacali, l'opposizione Urano-Luna che quadrano entrambi sul vostro Sole. Oggi proprio non è la giornata adatta per prendere accordi o sperare che le cose riescano nei tempi in cui sperate. Siate un pochino più elastici e affidatevi un po' al caso. Oggi improvvisare sarà importante. Vergine, la giornata di oggi, nonostante le tensioni zodiacali, vede un qualcosa dentro di voi farsi strada verso una presa di posizione abbastanza netta e dura. Proprio non ci state ai ricatti un po' affettuosi del partner e per cui tenderete a negare di un po' e anche a affermare e asserire più o meno convintamente tutta una serie di vostre convinzioni su quello che per voi è il valore della coppia. Bilancia, giornata interessantissima oggi proprio perché una qualche occasione non meglio identificata sembrerebbe pararsi davanti al vostro cammino. Non tutte le occasioni sono da prendere al volo assolutamente, ma cogliere il momento e sapere immediatamente decidere come volete agire sarà il talento a cui farete riferimento in questa giornata molto complessa in cui la presenza di spirito sarà decisamente molto importante. Scorpione, protagonisti in questa giornata dove la Luna vi mette veramente alle strette, il decisionismo di Urano e la quadratura del Sole vi fanno sentire un po' impediti. Oggi affermerete a gran voce che volete essere liberi e avere quei margini di libertà affettiva e pratica che tanto desiderate. Insomma, volete proprio delle ferie non solo dal lavoro, ma anche un po' dalla vostra vita. Sagittario, una giornata che prevede una luna ancora un po' turbolenta e che agita un po' il vostro inconscio, però sentite che state per tornare ad essere voi stessi nella forma decisionista e istintiva che sempre vi caratterizza. Capricorno, una luna decisamente sconquassante che può portare anche a delle prese di posizione, a degli exploit nervosi intorno a voi, probabilmente qualche collega che si lamenterà dell'andazzo, probabilmente il partner a cui non staranno bene alcune cose, ma voi con granitica glacialità saprete fare fronte con la vostra flemma a tutte queste beghe. Acquario, giornata molto interessante anche se il vostro luminare Urano è tenuto un po' alle strette da una luna che chiede attenzione, come se non bastasse l'opposizione del sole vi mette proprio alle strette. Oggi è un po' una crisi di coscienza, una crisi in cui vi sentite un po' obbligati a fare qualcosa che non volete e vi chiedete se siete veramente liberi, un po' i vostri dialoghi filosofici con voi stessi. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che vede questo sconquasso zodiacale avvantaggiarvi, probabilmente tutta una serie di cose
cose che incombevano come scadenze e termini verranno rimandati con vostro grande contento, anche se le stelle considerano oggi di non manifestare troppa contentezza, poiché potrebbe far irritare qualcun altro. Per secoli è stato un mestiere per soli uomini. Dal 2010 il cambiamento epocale. A vogare tra i canali di Venezia c'è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri. Indossare la tipica maglietta a righe bianche e blu è il sogno fin da bambina di Giorgia Boscolo, desiderosa di ripercorrere le orme del padre. Così il 13 agosto, a 24 anni e con 2 figli piccoli, si presenta all'esame di abilitazione, riuscendo a superarlo brillantemente. Oggi esploreremo insieme il fenomeno del ghosting. Ghosting si riferisce a una situazione in cui una persona che state frequentando o con cui avete una relazione decide di sparire nel nulla senza darvi una spiegazione. Potremmo tradurlo con ti sta ignorando. E a voi è mai capitato di ghostare qualcuno? O forse siete stati ghostati? Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi presento Herbert George Wells, il padre della fantascienza. Attribuisce il proprio successo a vari incidenti. Da bambino, durante il recupero per una gamba rotta, scoprì la lettura e dopo la laurea una grave emorragia lo spinse a dedicarsi completamente alla scrittura. Immagina dimensioni alternative, viaggi nel tempo e spedizioni sulla Luna. Sposa una sua allieva, concedendosi scappatelle che credeva stimolassero la sua creatività. Inoltre fu un visionario, proponendo l'idea di un'enciclopedia mondiale, un cervello mondiale in cui concentrare la saggezza dei migliori professionisti. Questa profezia si sarebbe avverata qualche decennio dopo con l'avvento di Wikipedia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non vedo nessuna contraddizione tra le idee che sostengo io e quelle professate da quell'uomo straordinario che è stato Gesù Cristo. Se volete continuare a scoprire aneddoti, frasi e curiosità scientifiche, non dovete fare altro che seguirci anche domani. Ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata dalla vostra Martina.